Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Il video del giorno dopo, che in realtà giorno dopo non è perché lo sto registrando la sera stessa. Adesso sono precisamente, non so se si vedrà mai, le 21:50 e 21:51 adesso per commentare in maniera più approfondita la partita. Tra l'altro l'ho voluto fare mettendo questa maglia, una delle poche, se non forse l'unica in realtà originale che ho del Cagliari, della stagione 2007-2008, ehm, perché questa squadra oggi, o meglio per voi ieri, mi è sembrata simile a quella che io ho visto quell'anno. Una squadra che non si arrende, una squadra che non molla, una squadra che gioca da squadra e vince come tale. Io questo era quello che sognavo, quello che chiedevo ed era l'unica cosa che volevo vedere in campo. Come ho già detto anche nel video post partita, il risultato sportivo poi se io vedo questo passa anche in secondo piano perché io ieri a prescindere, anzi io oggi, che però per voi è ieri, a prescindere da come sarebbe andata a finire la partita, se avessimo perso sarei comunque stato fiero dei miei ragazzi. Se avessimo pareggiato sarei stato fiero dei miei ragazzi. Abbiamo vinto e sono comunque fiero dei miei ragazzi perché la vittoria l'hanno meritata. E penso che ci sia veramente molto poco da discutere. Una vittoria meritata. Punto, fine, non c'è da argomentare più di tanto o da dire chissà che. Il Cagliari ha meritato di vincere. Ed è sorprendente vedere come un Cagliari che ti fa una partita di merda contro il Verona, poi 7 giorni dopo ti va a fare la partita della vita contro l'Atalanta e per una congiunzione astrale il Verona, che poi sarà la prossima avversaria dell'Atalanta, va a perdere in casa contro il Genoa. C'è un connubio di cose fantasmagoriche. Però prima di cominciare con l'analisi della partita, io ci tengo a ribadire questa cosa. Vogliamo sulle ali dell'entusiasmo. Siamo entusiasti per questa vittoria perché è giusto e legittimo esserlo, perché è una vittoria importante ed è una vittoria bella da godersi fino all'ultimo secondo. Ma attenzione, perché non siamo salvi, eh. Non è finito adesso il campionato, mancano altre 7 partite. Quindi gioiamo, festeggiamo, siamo felici, ma rimaniamo coi piedi per terra perché da qui a piallar culo è un attimo. È un attimo. Quindi, con calma, moderazione, festeggiamo tutto quello che è, però sempre con un occhio di riguardo con quello che ci succede sotto. Perché è lì che dobbiamo volgere lo sguardo, purtroppo. Perché nonostante la bella vittoria, non è perché hai vinto contro l'Atalanta te ne danno 4 o 6 dei punti. Sempre 3 sono. E tu il distacco comunque non ce l'hai più di tanto ampio. Quindi guardiamo sempre lì. Non perdiamo il focus sull'obiettivo. L'obiettivo è salvarsi. E per quanto possa essere bella la vittoria contro l'Atalanta, vincere contro di loro non significa automaticamente ottenere la salvezza. Ok? Anche se una delle ultime salvezze si è costruita proprio in una partita vinta con l'Atalanta. Però quello è un piccolo dettaglio. Rimaniamo coi piedi per terra. Comunque, dopo 4 minuti io direi che sarebbe anche ora di cominciare a analizzare la partita. E la prima cosa che ho scritto è formazione pressoché perfetta. Formazione pressoché perfetta. L'unico che non mi ha convinto e rispondo anche al buon Pietro Pani che mi ha commentato, mi ha scritto su WhatsApp dicendomi che secondo lui era Macumbu quello che mi aveva deluso e gli dico no, Macumbu però rimane uno di quelli che ha preso la sufficienza ma il 6 proprio politico perché è uno di quelli che mi è piaciuto di meno, ma quello che mi ha deluso di più, ragazzi, è stato De Iola.
Io, chi mi conosce sa cosa penso di Deiola, quindi non voglio farlo passare come capro espiatorio di tutta la situazione del Cagliari, non me ne viene niente in tasca a farlo e non avrebbe nemmeno senso. Però la prestazione di oggi di Deiola a me non è piaciuta. E già vederlo in campo, sinceramente, stonava e non poco. Non riesco a vederlo bene nelle ultime partite in mezzo al campo. Mi sembra di vedere quasi un elemento succube degli eventi e non è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Non lo vedo come un uomo che può trarre beneficio nel gioco del Cagliari o nell'essere partecipe nelle azioni. Mi sembra proprio un elemento avulso da tutto e non va bene questa cosa. Non va bene per lui e non va bene per noi. Decisamente no. Io, infatti, come ho scritto, avrei fatto giocare Prati. Io in questa partita, sinceramente, avrei fatto giocare Prati. Perché comunque Prati è uno che coi piedi ci sa fare, è uno che sa verticalizzare, ti dà geometrie, geometrie che comunque nel primo tempo, bene o male, un po' ti sono mancate. Perché comunque nel primo tempo è stata un po' più l'Atalanta ad avere le redini della partita, è stata un po' più lei a comandarla e quindi avere uno a centrocampo, reparto che contro il Verona secondo me è stato il peggiore, che ti potesse smistare i palloni, che ti potesse creare azioni di gioco, che ti potesse manovrare tutto il reparto di centrocampo, secondo me era utile e non riesco a capire perché abbia giocato Deiola. Sinceramente faccio fatica a comprendere questa scelta. Scelta che tra l'altro ritengo essere l'unica negativa fatta dal mister. L'unica, perché su tutto il resto io penso che il mister, questo non l'ho scritto, lo sto aggiungendo a braccio adesso, abbia fatto una partita perfetta. L'abbia letta e interpretata bene. I cambi che ha fatto, come il cambio di formazione, alzo le mani, tutto giusto, tutto fatto coi tempi giusti. Anche i cambi, i tre cambi, sono arrivati secondo me nel momento giusto. Non mi sento di recriminare assolutamente nulla. Forse l'unica cosa che avrei cambiato è stato l'ultimo cambio. Io sinceramente Vietesca non l'avrei fatto entrare, avrei sì, fatto uscire De Iola, ma avrei fatto entrare Prati, perché comunque ti tiene il pallone e te lo gestisce. Mettere un altro difensore centrale secondo me è stata una mossa rischiosa che però comunque ha pagato perché il risultato a casa ce lo siamo portati. Quindi nulla a che vedere. Poi Atalanta che fa vedere la sua pericolosità riuscendo a trovare il tiro anche da situazioni apparentemente statiche ed è questo uno dei, secondo me dei fulcri vitali dell'Atalanta, una squadra che ha un giro palla fantastico, gioca molto molto bene e non devo essere certo io a dirvelo questa cosa. Però secondo me la forza di questa squadra sta anche nel riuscire a rendere pericolose quelle azioni che banalmente vedi e sai che, ok, adesso magari tenta un retropassaggio, ricomincia l'azione oppure sposta il pallone sulla fascia e quindi non andranno subito all'offensiva. Loro da queste azioni riescono a trarne beneficio in qualche modo. Non so come fanno, io di questo faccio i complimenti a Gasperini, perché loro riescono a rendere questo un punto di forza, perché Ederson nel primo tempo è riuscito a tentare il tiro da fuori, che fortunatamente poi è andato alto, da un'azione veramente banalissima, di una banalità mostruosa, però è stata talmente banale quanto efficace che è riuscito a portare l'Atalanta al tiro. Ed è una cosa che a noi manca. Quindi rubiamo un po' con gli occhi anche dalle altre squadre. Poi è chiaro che il livello tecnico della rosa è abbastanza differente, ecco. Però nel bene o nel male anche noi qualcosina lo possiamo fare, quindi secondo me questi piccoli accorgimenti, queste piccole cose converrebbe sfruttarle a nostro favore. Poi il gol di Scamacca, scusate, è inspiegabile, non ci si può perdere l'uomo così. Lì c'è stata una grave disattenzione.
da parte di Dossena. Non riesco a capire come sia stato possibile perdersi l'uomo in quel modo e fare in modo e maniera che Scamacca arrivasse da solo davanti a Scuffetta. Per come la vedo io, ha veramente dell'inspiegabile. Non esiste. Una cosa simile non può e non deve esistere. Poi, fortunatamente, la partita è andata a finire bene. Però, se la dobbiamo valutare nell'intero, secondo me, questo è un errore abbastanza grave. È una disattenzione che non deve esserci. Perché in quei giocatori che ti possono purgare in meno di 5 secondi, gli stai dando tante opportunità. Veramente tante. Non so, perché poi non ho. Scusatemi, è da sbadia. Boh. Non ho visto poi bene i replay del gol subito. Però non so se è stato un mal posizionamento di Dossena. Che poi, se non erro, non c'era Mina. C'erano solo Dossena e Augello. E non so se lo sono persi, se erano posizionati male e non hanno fatto in tempo a recuperare posizione. Però lì devi essere anche bravo a posizionarti bene. Anche in vista di un inserimento poi della prima punta che ti va a tagliare dentro l'area. Lì c'è stato un grave errore. Lì c'è stato un grave errore, ma io lo concedo. Per come è andata la partita, sinceramente io lo concedo. Però magari anche meno. Ecco, una nota dolente. Una, secondo me. Eco, stop. Mi devo scordare. Cioè, mi devo ricordare, ne mettigli il muto. La nota più dolente di questa partita è stata una cosa che a me personalmente ha dato veramente tanto fastidio. Perché? Se fatta con cognizione di causa e una volta ogni morto de papa, io ci sto. Ma io ragazzi, nei primi 20 minuti di partita ho visto almeno 5 colpi di tacco. 5. Tra Gaetano, Oristagno e Shomurodov era diventata una partitella de futsal. Solo tacchi. E ci sta a farlo perché ci sta. Prendi in controtempo l'avversario, crei spazi, aspetti l'inserimento del compagno e lo servi con la palla in movimento. È utile come mossa, assolutamente sì, e va sfruttata. Ma cazzo, non può diventare l'unico modo per servire l'attaccante. Cioè, in 20 minuti 5 colpi di tacco. Uno ogni 4 minuti praticamente. Una cosa imbarazzante. Ne hanno fatti talmente tanti che erano diventati anche fastidiosi. Veramente molto fastidiosi. Questa è una cosa però che ho percepito io, non so se l'avete percepita anche voi. Non lo so. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Poi, tra l'altro qua ho scritto Empoli al posto dell'Atalanta, vabbè. Ho scritto De Iola concede un contropiede micidiale. Perdonatemi, raga, mi piace sbadiglia, non so che cazzo è. De Iola prima concede un contropiede micidiale all'Atalanta e poi fa un retropassaggio criminale di una lentezza disarmante. Quello che vi stavo dicendo prima su De Iola. Non mi è piaciuto per niente. A me De Iola non mi è piaciuto per niente e purtroppo non è la prima partita di fila, tra l'altro, che non mi piace. Io direi che urge un cambio, perlomeno a centrocampo. Con l'Inter puoi anche farlo giocare perché puoi anche farlo giocare, ma visto com'è andata questa partita, io sinceramente anche contro l'Inter me la voglio giocare. Perché comunque la palla è tonda, la partita dura 90 minuti e la partita si comincia solo 0-0. Poi è chiaro che la disparità di rosa è palese, però io comunque ci voglio provare. Io voglio uscire da San Siro consapevole che comunque la mia squadra ci abbia provato. Perché tanto a perderci tu non hai da perdere niente. Anche a fare la prestazione contro l'Inter, tu non hai da perdere niente. Quindi proviamoci. E poi che? Attenzione. Allora, ci sono stati due episodi arbitrali. Il primo su Mina, che secondo me palesemente non era rigore, e quello su Gaetano.
All'inizio io pensavo che quello su Mina, sinceramente l'ho visto che non era rigore, quello su Gaetano invece all'inizio mi sembrava rigore. Poi andando a rivedere il rigore purtroppo non c'era. E da una parte sono contento così perché avrei odiato tremendamente l'idea di avere una sorta di toppa per il mancato rigore della scorsa partita. L'avrei odiata come cosa. Non ci sarei stato. Avrei preferito perdere piuttosto. Proprio a livello di dignità personale. Avrei preferito perdere. Però qui abbiamo bisogno di un cambio. Di un cambio di regole, di un cambio di qualcosa, perché così non si può più andare avanti. Così non si può più andare avanti. Tra l'altro noi ce l'abbiamo parecchio di vizio sul tuffarci. E Mina si è tuffato, perché Mina, scusate, si è tuffato. Gaetano invece va giù perché va giù dopo uno spintone, ma stava trattenendo la maglia di non mi ricordo chi, forse di Adeboer. E per quanto Adeboer o chi per lui l'abbia spinto, lui stava trattenendo. La trattenuta è fallo. Era fallo pure quello sull'Uvumbo, sì, però è così, è così. Basta, non voglio più aprire polemiche sul coso dell'Uvumbo. Basta, finita. Poi ragazzi, il gol. Il gol. Shomurodov ha fatto una sterzata della Madonna. Ha servito un assist al bacio per Augello che ha trafitto il buco in difesa che c'era dell'Atalanta. Un tiro che ha lasciato a desiderare, ma va bene così perché è entrato in porta. Ha fatto 100 a freccette, a darts. E a noi va bene così. Anzi, 120, famo 120. Che ha fatto 120. È 120 quando prendi il coso da 3. Mi pare che è 120. Boh, non mi ricordo, vabbè. Comunque, ha fatto centro, la palla è entrata e io penso che in questa partita si sia capito palesemente che Shomurodov non può giocare dietro una punta. Shomurodov deve essere la punta. Io non pensavo, sinceramente non lo pensavo mai nella vita, ma sto incominciando a ricredermi su Shomurodov. Non pensavo mai di dire queste parole. Nelle ultime partite contro il Verona meno, perché vabbè, tutta la squadra meno. Però anche oggi Shomurodov mi ha dimostrato di essere quella prima punta che ti fa tantissima legna, aiuta la squadra, aiuta a far salire la squadra ed è quel giocatore che ti serve perché poi comunque ha prestanza fisica per andare in area. Non è velocissimo perché non è velocissimo, ha quella velocità adeguata che ti permette di far salire la squadra e di conseguenza poi lui può arrivare in area a saltare. È bravo nel gioco aereo perché può dire la sua. Ah, regà, lo sapete e vi dico che se continua così io Sciomuro dopo un pensierino per l'anno prossimo ce lo faccio. Ma proprio. Cioè, se continua così, tanto di cappello. Sarò la persona più felice del mondo a ricredermi. Non pensavo mai, ma mai nella vita. Poi, poi, ho scritto che lo spirito del secondo tempo, se possibile, ed è possibile perché l'abbiamo dimostrato, è ancora meglio del primo, della parte finale del primo tempo. Squadra con attributi che gioca come dovrebbe giocare l'Atalanta, ed è quello che ho detto nel video. Il Cagliari ha fatto l'Atalanta della partita, con tutto che nel primo tempo l'Atalanta ha giocato bene perché nel secondo già ha cominciato a deficitare un po'. Ma nel primo tempo l'Atalanta ha giocato bene. Nel secondo tempo noi siamo diventati l'Atalanta. Io ho visto il Cagliari andare a pressare alto. Una cosa che io li guardavo e dico, ma è normale? Cioè, davvero riescono a farlo? E da una parte mi c'è pure rotto il culo perché dico, se questi riescono a farlo contro l'Atalanta, ma perché cazzo non l'hanno fatto tutte le altre partite? Perché poi lì ti scatta pure il rodimento di culo, giustamente. Perché dici, Cristo, se sei capace a farlo, fallo pure le altre partite.
No, noi giochiamo a rate, quando ce va, se ce va. Sta cosa è inspiegabile, sta cosa è veramente inspiegabile. Che è bella, perché è bella, ma ti lascia pure un po' di amaro in bocca, perché se poi vai a vedere, la squadra le prestazioni le può fare e le sa fare, che è quello il problema. Poi, nota importantissima sull'arbitraggio. Voi ditemi quello che vi pare, qualsiasi cosa. E tra l'altro se ce ne saranno, sono curioso anche di sentire i tifosi atalantini. Ma secondo me non esiste, a prescindere, non esiste che Toloi, dopo quella reazione, si possa beccare solo il giallo. Non può esistere. Là c'è tutta la volontarietà del mondo. Non può esistere che quello sia giallo. Quello è rosso, diretto. Non esiste. Un fallo di reazione così non deve esistere. Quello per me è rosso diretto. Ed è stato il più grave errore arbitrale della partita. Anzi, a dirla tutta, l'unico errore arbitrale. Perché sull'arbitraggio non ho niente da dire. Mi è sembrato giusto e legittimo. Gialli giusti, falli giusti. Nulla di... Non ci sono stati errori gravi, tranne questo. Perché quello di Toloi per me è rosso. Un fallo di reazione così è rosso. Non esiste il giallo in quel caso. Perché uno spintone così... Poi vabbè, Lumumbo è piccoletto, è un gracilino, è volato. Ma un fallo così di reazione non può esistere che te dà solo il giallo. Lì c'è rosso e squalifica per come la vedo io. Anche perché se tu mi vai a squalificare un giocatore per la prova TV in cui bestemmia, ed è giusto e legittimo farlo se da regolamento è previsto, tu un fallo da reazione così me lo devi punire con rosso. Se no rifai regolamento. Basta. Basta cazzo. Dai. E le ultime due cose che ho commentato, poi chiudo il video perché siamo arrivati a 22 minuti. Azzi, 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 amico mio Azzi. So cazzi amari. Azzi, io ti voglio bene. Ok, ti voglio tanto tanto bene. Hai fatto quella sgroppata fantastica, bellissima. Ma perché poi te la allunghi ancora di più? Perché? Ma piuttosto tiraci. Tira. Piuttosto tira. Io infatti, con tutto il mio dialetto francese, ve lo giuro, ho scritto Azzi, te manca sempre il centesimo per arrivare all'euro. È una cosa impressionante. Ma perché cazzo te la sei dovuta allungarli la palla? Ma piuttosto pure se non è il piede tuo col destro. Ma tiraci. Magari riesci a prendere in controtempo carne secchi e fai gol. Ma non te la allungare ancora di più. Che poi, tra l'altro, lì c'era angolo. Ma poi hanno dato rimessa dal fondo. Ma poco cambia. Ma non te la allungare così. Perché hai perso un'occasione. Hai perso un'occasione clamorosa lì. E poi, ultimo commento. Dossena. Io qui, tra l'altro, ve lo faccio vedere. Allora, il mio sfondo del telefono è questo qua. Io ho Nandez come sfondo del telefono, ok? Se io vi faccio vedere, è sbloccato? Penso di sì. Sì, è sbloccato. Io adesso ve lo faccio vedere. Faccio così. Ah, qui ci stanno le note. Questo è il mio altro sfondo. Dossena. Oggi, ragazzi, secondo me Dossena sembrava la controfigura di Samuel, di Walter Samuel. Samuel. Mi sembrava The Wall. Una cosa impressionante in difesa oggi Dossena. Bestiale. Bestiale. Eccezionale. Veramente eccezionale. E farà carriera. Secondo me farà carriera.
decisamente sì. E niente ragazzi, il video del giorno dopo finisce qui. È durato un pochino, però di cose da dire ce n'erano. Penso di essere stato abbastanza esaustivo. E fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo o non siete d'accordo con me. Intanto fatemi spegnere la luce che, ve lo giuro, ogni volta mi ammazza, mi uccide gli occhi sta luce. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. E ricordatevi, regà, sempre forza Castello. Bella!